Io avrei una domanda, una curiosità. Lei è, scusi, magari Stefano Zanetta, Ah, ho capito, quello che fa sempre delle imprese che non può... portuguaro.veneto.it. Ah, ho capito, la seguo, la seguo. Sì, grazie. Niente, volevo sapere, il vostro gruppo, Promotori per la Libertà, lavora in sinergia con il Club della Libertà di Alfredo Silvestrini e Lucio Leonardelli oppure ognuno va per conto suo? Ma sono due realtà diverse. Il Club della Libertà sono un'associazione culturale, i promotori della libertà sono stati fondati direttamente dal ministro Brembilla per diffondere il pensiero del governo, per diffondere il pensiero del presidente Berlusconi. Il Club della Libertà organizzano più manifestazioni culturali, non sono nati per diffondere il pensiero politico del governo. Silvia Toffoli descrive il Club della Libertà, presieduto a Portogallo da Alfredo Silvestrini, come un'associazione culturale, ma Silvestrini, in un'intervista rilasciata qualche tempo fa a Telepordenone, descrive il proprio club in maniera diversa. Riascoltiamo. Non è più consigliere comunale a Portogruaro, però è diventato presidente del Club della Libertà. Che cos'è il Club della Libertà? Possiamo definirlo un circolo che va un po' al di fuori dei partiti, delle logiche partitistiche? Sì, questo è uno degli obiettivi. Certo sarà, o noi vorremmo che sia una fucina, un laboratorio di idee, la possibilità, un luogo fisico e anche virtuale di confrontarsi, ascoltare tutte le opinioni e poi pensare progettare il presente pensando anche al futuro di questa città, quello che forse riteniamo sia mancato o che manchi qui a Portogruaro. Come lei diceva giustamente, anche al di fuori dei partiti. Ovviamente questo club ha delle radici ben specifiche, che sono quelle liberali, democratiche e comunque diciamo dell'area del Partito del Popolo. Però voi siete un club aperto al dialogo anche. Aperto a tutte, a qualsiasi socio, iscritto, non iscritto, rappresentante delle istituzioni o meno. Questo club vuole essere diciamo così, un'interfaccia della società civile che dia la possibilità, specie ai giovani, donne soprattutto, ma anche uomini ovviamente, di correre in una palestra, di esercitarci in una palestra della politica, intesa come esercizio del governo della città, portando le proprie idee e i propri contributi. E poi i promotori della libertà, quando c'è la discussione al governo, diffondono da Milano, che è la sede centrale, diffondono appunto quello che verrà spiegato, i testi delle leggi, dei decreti. Quindi sono due cose parallele, sono due cose diverse, parallele, sono due entità completamente diverse. Quindi non sono da intendersi come correnti all'interno del partito. Sono assolutamente dei correnti. Allora le rispondo io su questo, completando la risposta già molto chiara. Nel PDL c'è un leader e sappiamo tutti chi è. C'è una classe dirigente a tutti i livelli, a livello di gruppi parlamentari, di Senato, Camera, Parlamento europeo, altrettanto a livello regionale. È evidente che un grande partito popolare come il Popolo della Libertà, che tra l'altro nasce dalla fusione di due entità preesistenti come Forza Italia da un lato, come Alleanza Nazionale, e anche altre entità minori che sono entrate a far parte da subito o successivamente del Popolo della Libertà, e altre stanno entrando. Vi sono evidentemente storie, provenienze, attitudini diverse, e in un grande partito è assolutamente naturale che vi siano anche funzioni diverse. Quindi, come diceva giustamente lei, c'è chi ha una funzione più, diciamo, di promozione. Ricordo che quando c'era Forza Italia c'erano lo stesso i promotori della libertà, c'erano i club Forza Italia, e queste non erano correnti, erano semplicemente diramazioni, erano momenti organizzativi differenti di quel partito. Altrettanto sta avvenendo nel Popolo della Libertà. Devo anche dire che in questi ultimi mesi c'è stata la nascita di fondazioni, di gruppi. Ora, tutto questo, non so, c'è quella che si chiama Cristoforo Colombo, c'è quella che si chiama Liberamente, c'è quella che ce ne sono altre, insomma, ce ne saranno 7-8. Ora, tutto questo non è un'impostazione che un vecchio trotskista potrebbe definire frazionismo.
è semmai invece la volontà di partecipare magari da posizioni anche o da provenienze parzialmente differenti a una costruzione unitaria. In un grande partito ci deve essere dibattito, ci deve essere discussione, quindi posto che la leadership non viene posta in discussione, però è assolutamente normale, naturale che ci sia dibattito e che ci sia anche la costruzione di un pensiero politico che alla fine naturalmente sarà condiviso, impegnerà tutti quanti noi, però sulla base di una discussione che nel frattempo si è avuta. Cioè non c'è nulla di... Cioè, quando noi eravamo nati, parlo di noi di Forza Italia, venivamo accusati di essere il partito di plastica, no? Il partito Publitalia, vi ricordate, no? Alcuni di voi se lo ricorderanno, che non c'era dibattito interno, che non c'era... Nel momento in cui facciamo il dibattito interno, allora veniamo accusati che c'è troppo dibattito interno. Allora mettiamoci d'accordo, è semplicemente un grande partito popolare che naturalmente sta cominciando a nascere perché è nato 2 anni fa, anzi alle scorse elezioni politiche non si erano nemmeno presentati come un partito, come un movimento politico configurato, è nato dopo e quindi è naturale che un partito di 2 anni ha bisogno di cominciare a disporsi e organizzarsi. Tutto qua.